come tanto tempo fa siamo ritornati con le chat horror. Le storie horror più horror e horror. Vi racconto io ovviamente. Quindi partiamo subito con la prima storia horror. Allora, le storie sono queste qua che vedete, ok? Ce ne stanno parecchie. Vacanze inquietanti. Episodio 1. Ok, teniamo a Kate. Kate. Ma se mi sbaglio Kate ci stava già tanti anni fa. Ma quando facevamo già c'è Kate, ci tenete. Siamo qui, puntini. Spinge delicatamente sua moglie. Scostumato proprio. Lei si sveglia con un grande sbadiglio. Sta che sulla stanzovata. Olivia, è stato un lungo viaggio, puntini. Sì, e sii contenta che ti ho lasciata dormire la maggior parte del tempo. Quindi loro stavano in viaggio e poi tutto la moglie dice sì, insieme arrivata, non è uscita. Questa è Kate, fosse la moglie, giusto? Olivia chi è? Non lo so, sono amiche penso, Olivia pensa che è femmina. Olivia, mi dispiace, caro, come Kate è maschio, mannaggia, ma lo scuso, sto capendo io. Allora, Kate è maschio, ok? Chi è Olivia moglie, mi dispiace, caro, capito? Prometto di farmi perdonare. Quando fai chinotto che stai, quando fa poca a Zozzomonella. Sorride e lo bacia sulla guancia. Zitta Zozzomonella. Ma sai quanto mi fanno sentire assonnati i lunghi viaggi? Quindi ha piato suono mentre il marito ti ha avuto la macchina. Capi che le è successo? Kate dice sì, lo so. Questa fosse la foto che ci ha mandato. Dice, mi è sceso dall'auto e ha visto la casa. La casa è in merda, adesso proprio però. Comunque, è fantastico, dice Olivia. Mi piace l'atmosfera spettrale, dice Kate. Non pensavo che avrebbero fatto una cosa del genere. Olivia emette un suono di un fantasma. Fasce, ma a mongoloid, dai, sei spaventato, dice Olivia. Dice Kate, no, ma è un paesaggio interessante. Paesaggio, spazio, ma non bevo paesaggio. Dice Kate in particolare se l'associ a quel panorama. Dice, ma capite come? Nata foto, già ce l'hanno arrivato a internet qua. Dice Olivia, infatti, siamo quasi pronti per Halloween. Kate sorride a Olivia. Così dice, gli è sempre piaciuto quanto si entusiasma in questo giorno, capito? Kate guardando Olivia dice, sei bellissima. Dice Olivia, non dire buono, no, sto paziendo. E tu non smetti mai di essere affascinante, dice Olivia. Sì, ma che ma fai paura, ma fiffa tanzicca, che ma fa? Il percorso della villa si avvicina con facce serie, così proprio. E si avvicina là. Seguito dal proprietario della villa. Stai pure proprietario in tutto ciò, capite? Buonasera, dice il proprietario, buonasera. Stringe la mano a Kate. Spero che questo posto non sia troppo difficile da trovare. Va, amore, ti mettiamo un navigatore e stiamo a trovare. Parlo con una voce seria. Una cosa così, ma Kate si domanda se stesse scherzando. Tira fuori una risata educata. Costissimo, più o meno. Dopotutto un posto come quello in mezzo al nulla non è esattamente difficile da individuare. Dice Kate, è stato un viaggio tranquillo. Che la moglie mi sta fatta, se l'ha fatta, uguale ero mica, era tutta la macchina. Dice il proprietario, sono lieto, Pasquale. Comunque, la sua voce è tutt'altro che lieta. La sua voce, un proprietario è una poco fetuzzo. Siamo proprietario feti in questa storia. Il nostro personale porterà i vostri bagagli fino alla vostra stanza. Sentite un poco. Indicando la porta. Kate e sua moglie iniziano a camminare verso la villa. Dice Kate, questo è un posto meraviglioso, puntini. Dice il proprietario, sono grato che ti piace il paesaggio, mi fa piacere. Volete bere qualcosa mentre ammirate i giardini? Una Red Bull, una Coca-Cola, una Fanta, una Schweppes? Sì, solo io e te? No? Niente? Dice con un'espressione infastidita. Addirittura. Ti visti i 2 birre, zazzu. Temo che il mio staff avrà bisogno di un po' di tempo per preparare la vostra stanza. Olivia sorride all'uomo e guarda suo marito. E fa i chinotto. Che fai chinotto proprio, Olivia. Che ne pensi, Olivia, vicino marito? Mi sta bene un drink. Il posto è abbastanza accogliente da farlo sentire a casa. Kate, volete qualcosa in particolare? Sì, voglio che te ne vai, tutto qua, tu stai a 3 euro, noi. Kate e Olivia si rivolgono l'un all'altro. Hanno sempre problemi ad ordinare bevande. Abbiamo un cocktail speciale per Halloween. Sì, vi piacerebbe provarlo? E si annuisce con approvazione. Il proprietario sorride e se ne va. Così se ne va.
quindi va più drink. Il suo volto dà a Kate l'impressione che l'uomo non sorrida molto. Ma tu cazzo le due, fate dite nei cazzi per capo, che foto a te. È bello cambiare aria ogni tanto, vero? Sì, 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 sì. Dice Oliver, sì, è stato un'idea grandiosa prenderci un po' di tempo libero dal lavoro. Cioè, guarda questo posto, è nata foto. Bello, fate che sì, sì, ma oggi non posso capire molto. Vorrei che il nostro fosse come questo. Lo so, è triste che non abbiamo abbastanza tempo per renderlo così bello. Ma non concentriamoci sulle cose tristi. Bacia Kate sulle labbra. Allontanandosi emette un piccolo urlo. Ah! Così dici più o meno. Mi dispiace averla spaventata, signore proprietà. Oh proprietà, sei tutto cacchio. E piate il trinco, proprietà. Olivia ride nervosamente. Così dice, ma Olivia così ride, che da fare, che lei sta poco buona, Cristiano. Sei apparso da nulla, che lei fantasma di Halloween. Ho cercato di stare in silenzio per non interrompere la vostra conversazione. Da sturato su scelta, brachilmente mannaggia. Spero che vi piaccia, facete come, sì. Guarda, questo è per lei, signore, questo è un drink. Ecco qua, la mano con drink, vedete? E questo è per sua moglie. Sì, che dai morto, questa immagine, annanzi usati. Questo è per... Ah, da volta. Kate afferra entrambi i bicchieri e offre uno a Olivia. Piglia Olivia, piglia, grazie, dice Olivia. L'uomo se ne va passeggiando lentamente e seriamente. Molto serio sto signore. Kate si porta il bicchiere alle labbra. Che spacci, ma pure quando aiuto. E vabbè, sorseggia un pochino e tossisce subito dopo. Oh veleno, che stia veleno, guarda, è veleno, attenzione. Troppo forte? No, è solo puntini marrone, oh, che cazzo c'ero. Che sarà da pipiricana, strano. Parla tossendo. Fanno poco schifo, dice Michele vuole strisere Kate. Olivia lo assaggia. La bevanda ha un effetto simile su di lei. Oddio, il Vavlanà. Gesù, cosa c'è qui dentro? Non so, ma sembra puntine ruggine. L'acqua arrugginita sarà. Ed è anche salato, vero? O drink salata. Olivia annuisce mentre svuota il bicchiere su una aiuola vicina. Ascolta, dice Kate, se questa è un'indicazione delle cose a venire, cioè si cominciamo così e me ci ritroviamo a casa, che stavo dicendo. Kate sussurra all'orecchio di Olivia. Scenare da qualche altra parte. Queste sono le sue parole, Kate ci ha agitata una volta. Olivia dice, vado io mentre tu riposi. Kate la guarda con sorpresa. Sei sicura? Oli? Ma fidi di te, ma non è che è bella e buonissima di questo proprietario. Olivia, sì, non voglio farti guidare ancora. Ma è bella, l'armo di tuo viaggio, ma non fa guidare. Come quando arrivi sul tuo castello, no, già che c'è io, sono che sto vincendezza. Olivia tiene il suo viso tra le mani, guarda là com'è, devi riposare, amore. Che suo fu proprietario, che te no? E io sono fresca come una lattuga. Visto è fresca come una lattuga, che sta? Ride. Olivia, andrò in giro per le città e vedrò se riesco a trovare qualcosa. Pensando, fa la spesa all'MD, Kate la bacia e la vede andarsene. Così. Rimane da solo fino a quando non cade completamente la notte. È notte, cade su cielo patatrà. Il proprietario, la sua stanza è pronta, signore. Kate si volta verso l'uomo e cerca di nascondere il fatto che l'abbia spaventato. Ma era sempre i re, tutto cristiano. Kate, ottimo. Può seguirmi per favore? Ma su Facebook, su Instagram, su TikTok, no? Kate cammina dietro l'uomo. Non dice una parola finché non raggiungono la stanza. Il proprietario apre la porta e si fa da parte facendo entrare Kate. Che spazio, ma che è un museo? Vorrei a casa della nonna mia, mi pare sta cosa. Ora mi pare a casa della nonna mia, ma che succede? Che è? Ma che è la sorrista? No, chi non mi visto là dentro? Wow, dice Kate, wow! Spero che tutto sia di tuo gradimento, signore. Ha dato la foto a Nanzucot. Kate passa qualche minuto a studiare la stanza. Nota qualcosa sul tavolo. Che è successo, capito? Un pesce. Mo se ne pento Olivia che non ci sta. Perché che lo volevo un pesce, guardate. Uno spuntino gratuito. Che il primo sarà tu veleno. Mo sarà tu pesce. Possono poco tenere pochi botticelli. Se mi chiesto giuro pesce a Kate. Che mo Kate dice normale c'è Kate, no? Dice comunque uno spuntino gratuito. Grazie. Si scopre usare la stessa voce monotona del proprietario.
vedo pesce, ma più o meno così, diciamo. E non mangi troppo comunque, che la scena sarà presto pronta, capito? Cioè, Kate annuisce e omette il fatto che probabilmente non si uniranno a cena. Cioè, dicono, guarda, mi sono fatto già la spesa alle medie, non spesi poco. L'uomo lascia la stanza e chiude la porta. Kate prende uno dei gamberi e lo morde. E che si strunza allora? Questo scricchiolio forte sui suoi denti, in bocca è bagnato e gommoso. La consistenza lo disgusta e lo sputa su un tovagliolo. Io spazzano, proprio così, ma non siete capitata. Definitivamente non ceneremo qui, hai visto? Dice, mentre si dirige al gabinetto per lavare via il saporaccio con l'acqua del rubinetto. Quando torna afferra il tovagliolo per buttarlo via. Prima di poterlo fare noto qualcosa di strano. Capiti chi è questo? Carletto Gamberetti, che è tu cosa? Ma è brutto, questo è tu sangue. Cos'è questo? È l'animale domestico. Guarda di nuovo il piatto di gamberi, ma non vede niente fuori dall'ordinario. Forse per questo il gamberetto aveva un sapore disgustoso. Kate esamina i gamberi senza toccarli. Buongiorno pescheria, bella e buona. Questi potrebbero essere tutti marci. Dovrei informare il nostro grazioso proprietario. Cammina rapidamente verso la porta, l'apre velocemente, quasi sbattendo la porta contro il muro. La scena davanti ai suoi occhi lo lascia senza fiato per tutti i motivi sbagliati. Stanzi in merda che. Mamma mia. Si andare sta chiave che pure tu in tu piatta. Ma come? Si guarda intorno per convincersi di essersi davvero. Si guarda intorno per convincersi di essere davvero lì in piedi. Torna nella stanza e si trova nello stesso stato. Iggy? Ma non può essere. Ok. Chiude gli occhi e se li strofilma. Che succede? Non sto capendo. Cioè, che ha visto tutte cose scongiugate. Quando li riapre, il posto è sempre lo stesso. Cosa sta succedendo qui? Leggi il prossimo episodio. È terminato qui questo episodio. Per adesso. Ma non vi preoccupate, ci sarà un altro episodio perché mi avrei come va a fornire sta storica. Ma avrei come va a fornire perché se no ci rimanga male. A vedere Olivi che fino a fate, io dall'MDN è tornato giù, a vedere come va a fornire. Ma riuscite a dire, ma voi che pensate stu fatto? Se non sapete nei commenti, ci vediamo nel prossimo video con la storia di Kate, Olivi e il proprietario con Mus e con Gamberetti morti in due piatta. Ciao amici, alla prossima storiella.